Il fine settimana sarà caratterizzato dall'ingresso di variabilità barra instabilità. Infatti la mappa in quota prevista per domenica ci fa vedere il tentativo di discesa di una saccatura che appunto potrebbe incidere sul nostro territorio, una saccatura che porterà anche un calo delle temperature che si percepirà già qualcosetta nel weekend, ma in maniera più sensibile a inizio della prossima settimana. La giornata di venerdì vedrà un cielo tra il poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso sui monti. Nel pomeriggio si attiveranno dei possibili acquazzoni anche temporali sui settori alpini, solo localmente su quelli prealpini, temperature che non cambieranno più di tanto. Con sabato, a parte delle possibili precipitazioni durante la notte, specialmente sui monti, poi il cielo diventerà poco nuvoloso. Nel pomeriggio si attiveranno dei rovesci temporaleschi sui settori montuosi con possibili sconfini sulle zone di pianura. Arriviamo alla giornata di domenica, quando avremo un'alternanza di schiarite e nuvolamenti, ancora dei disturbi specialmente sui monti con possibili sconfini sulle zone di pianura. Come anticipavo, con la prossima settimana potrebbe esserci un sensibile calo della colonnina di mercurio. Un rapido sguardo al tempo sul resto della penisola. Con sabato avremo della variabilità sui monti del nord, qualcosetta anche sulle zone di pianura dove sconfineranno questi temporali fin verso l'Emilia Romagna. Con domenica la situazione rimarrà tutto sommato simile, mentre appunto il bel tempo interesserà il resto della penisola. Con ora ho detto tutto, se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.